Ben ritrovati a una nuova puntata di Sport Tigulio, come al solito ogni giovedì intorno alle 21:10, alle 21:15, poi in replica in seconda serata intorno alle 23:30 e poi ricordatevi sempre al venerdì sul canale 85 Rete 2 di Telepace alle 20:50. Questa sera ricca di spunti sportivi, passeremo dal nuoto alla canoa polo, al calcio, alla pallanuoto, insomma diversi ospiti con ruoli importanti e dei campioni anche, che vi vado subito a presentare. Intanto saluto Luca Castagnola. Buonasera a tutti. Ciao Luca, questa sera non abbiamo Luna Rossa, ma abbiamo insomma da che parlare di sport acquatici. Comunque stasera parleremo di canoa polo, soprattutto parleremo anche di pallanuoto, ma soprattutto di canoa polo, con risultati dove gli atleti chiavaresi sono anni che si fanno valere a livello nazionale ma anche internazionale, perché si parla di tanti scudetti, di coppe dei campioni e di campionati del mondo vinti. Ecco, quindi direi uno sport decisamente importante per la nostra zona. Benissimo, poi farei un applauso grandissimo a Francesco Bocciardo, lo salutiamo, lo ringraziamo, campione paralimpico di tante vittorie che poi vi vado a dire. Ciao Francesco. Buonasera a tutti e grazie mille per avermi invitato qui stasera. Allora Francesco, qua mi sono dovuto segnare tutto perché non potevo ricordarmi tutte le tue medaglie d'oro. 2000, allora andiamo indietro, 2019 a Londra oro, 2018 Europei Irlanda ben 3 ori, poi 2016 oro agli Europei in Portogallo, 2015 oro mondiali in Scozia e 2016 oro 2016 in Brasile Giochi Paralimpici. Insomma, sì, diciamo che adesso ci stiamo preparando, toccando ferro, sperando che ci siano alle Paralimpiadi di Tokyo, che sarebbe la mia terza Paralimpiade, dove spero di riuscire a riconfermarmi campione vincitore. Veramente complimenti, complimenti. Grazie Francesco. mille. Poi andiamo con il grande calcio, abbiamo due persone veramente a livello regionale di riferimento. Parlo di Antonio Nappo, che è coordinatore regionale Liguria, settore giovanile. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Come va Antonio? Ci eravamo visti qualche mese fa. Potremmo andare meglio, diciamo. Come saluto va bene, ma come calcio siamo un po' fermi. Quest'anno è stato un anno balordo, continuiamo, non sappiamo come andrà a finire, però comunque si sta lavorando lo stesso nei centri federali e nelle aree di sviluppo territoriale. Bene, poi sentiremo l'aggiornamento proprio in diretta. Poi abbiamo il delegato regionale del calcio femminile che è Fabio Gallo. Buonasera, ciao Fabio. Buonasera, grazie dell'invito. Anche noi per la parte femminile lavoriamo e come diceva giustamente Antonio, che è il mio referente regionale, quest'anno con tanta difficoltà, però speriamo nel breve di risolvere un po' di problemi e supportare le società sul territorio da questo punto di vista. Bene Fabio, tra l'altro abbiamo avuto già modo di avere con noi il settore giovanile del Sesti Levante nuovo, ho sentito di Riva Samba che abbiamo dato notizia nei TG, insomma c'è la Virtus Entella, un settore Rupinaro, insomma c'è un settore vivo anche del nostro comprensorio. Sentiremo un po' Fabio cosa dice del nostro Levante. Poi rimaniamo nel nostro Levante. Questa sera abbiamo Francesca Lombardi, che è presidente Chiavari Canoa Polo Academy. Ciao Francesca. Buonasera, grazie mille di averci invitato. Allora, è qualcosa di nuovo questo ramo della canoa polo? Sì, ecco, allora, in tutto diciamo che è nato l'anno scorso, dato che il campionato Serie A ovviamente per via Covid è stato bloccato. Marco Porzio, come già conoscerete, ha deciso, campione mondiale europeo di questo fantastico sport, ha deciso di fondare
questa nuova associazione di canoa polo per i giovani a partire dai 6 anni in poi. Quindi è iniziato tutto l'estate scorsa iniziando a dare lezioni proprio per imparare ad andare in canoa, per poi avvicinarli allo sport vero e proprio, farli avvicinare a questo sport che è la canoa polo, sport che viene giocato a 2 squadre con 2 porte. Allora, poi così con Luca vai un pochino dentro. Intanto direi grazie per essere qua con noi questa sera. Siamo rimasti d'accordo. Allora Luca che Francesca fa la prima parte, poi deve fare la mamma, la lasciamo nelle faccende di mamma. Allora, vedete un po' voi di fare il punto. Noi ascoltiamo così poi... Va bene. Ma io la prima cosa che appunto chiedo a Francesca, intanto Marco Porzio, precisiamo che è il marito di Francesca, ecco, esatto. E quindi esatto, il marito ha preso questa decisione perché comunque sostenere un settore giovanile per coloro che hanno gli impegni di prima squadra eccetera era comunque non facile. Ecco, lui allora insieme a Francesca hanno deciso di fondare questa società proprio per insegnare ai ragazzini, ecco, per poi lo scopo è quello di farli arrivare alla prima squadra della Chiavari Canoa Polo, che come sappiamo, lo Scogli Chiavari Canoa Polo, che come sappiamo è campione d'Italia, ha vinto la Coppa dei Campioni, come dicevo prima, Marco Porzio, Luca Bellini e adesso Andrea Bertelloni. Andrea Bertelloni sono campioni del mondo, quindi senz'altro è uno sport che merita comunque di avere un seguito, ecco, non è che poi finita questa generazione di giocatori si perde tutto, è giusto che abbia un seguito. E quindi Francesca con Marco hanno deciso di mettere su questa associazione proprio per per dare un futuro a questo sport. Esatto. Ecco, dai Francesca, vai avanti te, dai. Ecco, allora, quindi è nata questa associazione, ecco, state portando avanti un bel gruppo di ragazzi. Quanti sono i ragazzi? Esatto, guarda, l'anno scorso hanno iniziato un po', si sono avvicinati a questa cosa un po' per gioco, anche perché per via del Covid gli sport al chiuso erano tutti bloccati, hanno visto un giro di canoe in mezzo al mare e hanno deciso di approcciarsi a questo sport. E quindi la cosa è nata un po' così. Poi però provando si sono anche loro appassionati. Poi Marco, non lo dico perché è mio marito, però è bravo in quello che fa. È capace di insegnargli trasmettendogli la sua passione, perché lui lo fa, ha deciso di fare questa cosa proprio per passione, oltre che per portare avanti questo sport. Adesso abbiamo una ventina di ragazzi, abbiamo anche 2 ragazze, quindi squadre, sì, 2 bravissime ragazze, tra l'altro una è anche una ragazza che abita a Milano, quindi appena riesce scappa da Milano per venire qua e anche lei entrare in una canoa e andare in mezzo al mare con i suoi compagni di squadra. E abbiamo quindi 20 ragazzi che hanno già fatto un'esperienza a ottobre a Roma, hanno fatto una tappa di campionato, ovviamente non sono andati con la pretesa di fare chissà che cosa o di vincere, ma l'hanno fatta proprio come prima esperienza per loro. Si sono avvicinati proprio, sono riusciti a capire la realtà di questo sport e per loro è stato bello, sono tornati contenti e felici di aver fatto questa bellissima esperienza. Ecco Francesca, ti volevo chiedere questo. Allora, a Chiavari avete ottenuto finalmente un posto là dalla spiaggetta del porto dove mettere le porte, avere il campo.
no? È stato dato in concessione dal comune, quindi un'ottima cosa, però diciamo che vi dovete sempre, per allenarvi, cioè per potervi allenare dovete sempre partire dal tennis, ecco, con le canoe. Quindi diciamo che c'è uno spostamento che sì che si usa un po' come riscaldamento, diciamo, lo spostamento, però dovete arrivare al porto, ecco. Sì, c'è sempre stata la base, come ha sempre avuto la Proscogli, lì all'interno del tennis. Loro hanno un loro spazio. Quest'anno, avendo fondato la nostra associazione, stiamo cercando di richiedere una parte di spiaggia che attualmente è libera, lì a fianco proprio alla spiaggetta, che è un pezzo di spiaggia che c'è, diciamo, tra il beach volley e quel recinto dove ci sono le varie associazioni sportive. Siamo dietro a questa cosa qui. Stiamo aspettando che il demanio faccia uscire il bando online per fare richiesta della zona e speriamo che vada tutto a buon fine, ecco, perché il traffico che c'è per lo spostamento dal tennis al campo vero e proprio, se c'è mare mosso, purtroppo l'attività viene bloccata. Sì. Quindi abbiamo bisogno proprio di avere una nostra zona da attrezzare. Ecco, infatti, questo sarebbe molto importante per voi. Esatto. Ecco. Senti, invece, volevo chiederti ancora questo. Sì. Il movimento giovanile della canoa polo com'è in Italia? Ecco, a Chiavari, diciamo, ormai c'è una tradizione, diciamo, supportata da risultati eccezionali, diciamo così. Ecco, quindi diciamo che la squadra è la più forte d'Italia, la più forte d'Europa. Diciamo che voi avete sempre avuto la possibilità quindi di mantenere la squadra a ottimi livelli. Ecco, a livello italiano, come movimento giovanile, a che punto è la canoa polo? Sta crescendo tantissimo e soprattutto al sud. Al sud hanno tantissimi spazi, hanno proprio un movimento ampio di giovani che si approcciano a questo sport. Sì, c'è proprio un'altra cultura giù al sud. Sì, per far sport ai ragazzi, sì. Ci sono tantissime associazioni di canoa al sud, soprattutto in Sicilia, nella zona di Catania, Siracusa, Ortigia, dove peraltro si è fatto il mondiale, dove la nostra squadra ha vinto. E quindi sì, giù al sud sono tutti per la canoa polo. Bene. Ecco, un'altra cosa, faccio ancora una domanda a Francesca. Allora, quindi il movimento sta crescendo. Quindi ecco, se un ragazzino volesse fare canoa polo a Chiavari, cosa deve fare? Ecco, con chi si deve mettere in contatto, come, in modo che così quest'estate, visto che appunto è uno sport che si fa all'aperto, in mare, sano e tutto, almeno così qualche ragazzino può appassionarsi ancora. Ecco. Certo, li aspettiamo. Sì, peraltro io ho già tantissime persone che mi hanno chiamato chiedendomi informazioni per la nuova stagione, per avere informazioni sui corsi che faremo, perché dato di nuovo situazione Covid, tanti ragazzini sono rimasti col proprio sport inagibile e quindi adesso insieme ai genitori stanno cercando una soluzione sportiva da poter continuare all'aria aperta. Quindi se un ragazzo volesse approcciarsi a questo sport può contattarci. Noi abbiamo la nostra pagina Instagram che si chiama Chiavari Canoa Polo Academy. All'interno trova le varie informazioni, i vari contatti di riferimento. Può recarsi al tennis Chiavari e chiedere di noi, oppure contattare direttamente me, che sono il presidente,
al Son Francesca, al tennis hanno tutti i miei recapiti, quindi... Perfetto, benissimo. Bene. Sei stata chiarissima, grazie Francesca. Allora. Grazie a voi. Allora, scusate se mi intrometto, posso Vai. fare una domanda a Francesca? Certo. No, Francesca, scusami se ti rompo le scatole, non vorrei farti una domanda che ti mette in difficoltà. Come sport, il vostro sport è aperto anche agli atleti paralimpici oppure no ad oggi? Perché io oltre... Prego. Sì, assolutamente. Paracanoa, sì, c'è proprio la sezione dedicata. Perfetto, grazie mille. Allora magari avremo anche modo di risentirci, perché io faccio parte del CIP, della giunta del CIP regionale, che è il Comitato Italiano Paralimpico, e siamo sempre alla ricerca di società che siano comunque interessate o aperte anche ad aprire il movimento paralimpico. Ok, perfetto, assolutamente. Allora ci sentiremo presto. Grazie. Bene. Grazie a te. Bene. Allora salutiamo la mamma, in via eccezionale stasera a Sport Giulio. Ok. Grazie mille per averci invitato. Ciao Buona Francesca. serata, arrivederci a tutti. Ciao Francesca, grazie. Ciao, arrivederci, grazie. Allora, usciamo dall'acqua per qualche minuto. Francesco, poi ci entriamo subito. Allora, facciamo un pochino il punto sia Fabio che Antonio. Fabio. Ma per gerarchia dovrebbe parlare Antonio, visto che comunque... Vabbè, tu è la prima volta che sei qua, dai. Ok. Sicuramente il movimento che io, diciamo, rappresento in Liguria, ma non solo in Liguria, perché una cosa che forse non vi ho detto prima, mi occupo anche di quella che è la selezione dell'Under 15, quindi la selezione Under 15 è il primo scalino prima della nazionale, quindi delle nazionali femminili, e la mia area di competenza, ecco, alla vostra sinistra, per chi vede, Giada Abate, che è stata raffigurata in questa foto che rappresenta poi il movimento della nazionale. Vedi che abbiamo una regia che ti legge dei fantastica. E quindi l'area di competenza, la mia, non è solo la Liguria, ma è una parte del Piemonte e una parte della Toscana. Sicuramente la nostra è una regione con un po' di difficoltà per quanto riguarda la logistica, impianti, eccetera, però negli ultimi tempi il Comitato Ligure si è dato molto da fare e i numeri però sono in crescita, come giustamente dicevate voi, specialmente per quanto riguarda nella zona Chiavari, Sestri Levante, nell'ultimo periodo abbiamo avuto dei grossi exploit, quindi Rivassamba, Sestri Levante, ma anche poi scendendo verso Spezia. Quindi... Ecco, tra l'altro Fabio, Sestri Levante e Rivassamba è una cosa nuova, no? È una cosa nuovissima dell'ultimo mese. Le due società che io ho incontrato recentemente, tra l'altro una l'abbiamo visto giusto con Antonio qualche sabato fa, abbiamo avuto un incontro con i dirigenti e hanno organizzato degli open day che hanno avuto un riscontro più che positivo. Sicuramente sono due società strutturate che lavorano da tanti anni nel mondo del calcio, anche a un buon livello, e devo dire che mi ha fatto molto piacere, sicuramente, perché fanno poi coprire una fascia d'età molto piccola, perché bisogna partire da lì, sicuramente non bisogna partire con prime squadre o quant'altro, perché diventa poi venendo dalle nostre parti, Fabio, allora Rivassamba, Sestri, Chiavari, Entella, Virtus Entella, naturalmente squadra professionistica con sicuramente una struttura e dei tecnici e una dirigenza preparata che lavora da tanti anni sul territorio, ma oltre alla Virtus Entella bisogna citare anche la Polisportiva Tigullio che lavora un po' su una fascia d'età un po' più piccola. La Virtus Entella addirittura avrà poi comunque sicuramente la prima squadra, come hanno ad esempio altre squadre professionistiche, tra cui Genoa, Sampdoria, Milan, Inter e quant'altro.
Sì, sicuramente la zona, evidentemente, per tutta una serie di motivi, tramite social e quant'altro, ma anche col fatto che, come giustamente diceva Francesca prima, le palestre sono chiuse, i genitori hanno, tra virgolette, anche un po' bisogno di uno sfogo e si approcciano a sport che prima magari non potevano essere considerati. Quindi vedi la canoa, se no la canoa polo, se no il calcio. È uno sport che in questo momento è permesso all'aperto, non con contatto, come previsto dalle norme federali, ma è uno sport che, diciamo, fa respirare i genitori magari 2 ore al giorno in questo momento. Però devo dire che, ripeto, numeri in crescita, nonostante, ripeto, tutti i problemi legati alla pandemia. Ecco, invece con Antonio vediamo un po' un flash su tutta la Liguria. Che sentore hai? Allora noi siamo fermi con le società, cioè tante società si allenano seguendo il protocollo di sport individuale e tante altre sono fermi. Lavoriamo molto con i centri federali, i 2 centri federali di Recco e di Alassio. In più quest'anno c'è il gruppo del centro federale di Recco e quello di Alassio stanno portando avanti il progetto dell'area di sviluppo territoriale. Che significa? Significa che quest'anno siamo quelle del centro federale che vanno presso le società. Quindi presso le società portano il nostro modello di lavoro. Antonio, poi ritorniamo subito, ma vuoi tu dire 2 parole di presentazione di Francesco, di questo campionissimo, che tra l'altro è di Genova, perciò sì, insomma, gioca vicino a voi, del calcio della federazione. Sì, ma io lo conosco personalmente, ci siamo incontrati qualche volta diciamo, ai giochi che organizza Corti, col Michele campetto, sì, con Michele. Io più che fargli gli auguri, che è un ragazzo splendido, speriamo che continui così. Grazie mille Antonio. Allora Francesco, hai inviato 2 foto ma molto modeste. Allora sono andato un po' sui tuoi social e ho detto voglio un po' vedere, e immaginate, mi sono trovato paginate di foto così con tante medaglie. Veramente un piacere, Francesco. Grazie mille. Sì, diciamo che queste qui sono alcune delle medaglie delle premiazioni alle quali ho partecipato. E mi fa piacere, per esempio, che tu abbia preso quella di Rio, subito dopo aver fatto la gara di 400 stili libero, classe S6, che mi ha confermato campione paralimpico, e le gare per le premiazioni a seguito dei campionati europei di Dublino. Ecco, come si fa, Francesco, a tenersi così in forma e essere sempre tra i primi per diversi anni, no? Magari in Olimpiadi dici fai una bella Olimpiade, ma poi 3-4 anni dopo diventa di più. Hai continuato dal 2015 a essere sempre sul podio. Diciamo che secondo me un atleta, per poter essere un atleta vincente, deve avere tutta una serie di caratteristiche. Prima di tutto ci deve essere l'allenamento e la costanza, però non basta quello. Serve comunque anche un'alimentazione corretta, uno stile di vita adeguato, quindi dormire le ore necessarie, fare l'attività anche fuori dall'acqua, quindi esercizi a secco, lo stretching, il riscaldamento necessario. E poi secondo me bisogna cercare sempre di migliorarsi, di lavorare sui propri piccoli errori. Questo di sicuro ce lo possono insegnare anche i 2 esperti di calcio che ci sono qui oggi. Secondo me qualunque sport necessita comunque di andare a scovare gli errori, che possono anche sembrare gli errori
più piccoli, più insignificanti, per cercare di migliorare costantemente. Io sono riuscito dopo anni e anni, perché comunque sono in nazionale dal 2011, ad arrivare per la prima volta nel 2015 a vincere, però è stato un percorso molto molto difficile. Ogni giorno comunque lavoro. Sacrifici. E ovviamente io mi auguro di riuscire a vincere ancora, però non si sa, anche perché ogni giorno ci sono nuovi avversari a livello europeo e mondiale che si affacciano, però anche questo è uno stimolo per continuare ad allenarsi e cercare di dare sempre il meglio di sé. Bravo. Ecco, scusa Francesco, la tua specialità qual è nel nuoto? La distanza e lo stile? Ad oggi la mia specialità sono i 200 stili libero nella classe S5, nella quale sono anche il detentore del record mondiale. E ultimamente mi sono anche dedicato molto ai 100 stili libero, dove nel 2019 ai mondiali sono riuscito ad arrivare primo, e questi qui sono le due mie principali distanze. Quindi distanze e lo stile. Sì. Non è mezzo fondo, però siamo quasi sul mezzo fondo. Vabbè. Complimenti comunque, complimenti, perché non è facile vincere i 100 e i 200 metri, insomma sono le gare di velocità quelle più appassionanti, ecco, e quindi complimenti, veramente. Grazie mille. Ecco Francesco, le Paralimpiadi nell'anno del Covid, come è messa? Io sono molto ottimista e credo molto che comunque il comitato organizzatore giapponese riuscirà a fare in modo che riusciremo tutti a partecipare. Di sicuro sarà una Paralimpiade particolare, però proprio per il fatto che comunque c'è stato il Covid, secondo me sarà una Paralimpiade ancora più bella. A me dispiace perché i miei genitori, i miei migliori amici sono sempre venuti a vedermi a tutte le Paralimpiadi. Quest'anno non potrà succedere, perché ovviamente ci potrà essere soltanto il pubblico nazionale, però sono convinto che anche se ci saranno tutte queste limitazioni sarà una Paralimpiade bellissima e che potrà essere all'insegna della ripartenza. Faremo il tifo tutti da casa, tranquillo Francesco, ci sentirai tutti vicino, è lo stesso. Grazie mille. Sì. Allora Fabio, sentire queste storie per voi che siete invece all'aperto su un campo di calcio con tanti giovani, Francesco può essere un esempio, un testimone da sportivo per tutti i ragazzi? Assolutamente sì. Nei ritiri noi tendenzialmente capita spesso di portare dei testimonial. Nell'ultimo ritiro che abbiamo fatto a Tirrenia ormai 1 anno e mezzo fa con la Under 16 della nazionale, si allenava a Bebevio nel centro olimpico di Tirrenia, che forse Francesco conosce, e quindi eravamo lì e le ragazze hanno avuto il piacere, l'onore e anche è stato un grosso impatto emotivo. Alcune di loro mi hanno confermato e mi hanno confidato, perché hanno scoperto atleti con diversi da loro, no? Magari tante volte le ragazze si lamentano perché alla sera, giusto, Francesco parlava di alimentazione, gli pesiamo il cibo per far sì che corrano un po' più veloce, oppure magari nella loro società sono abituate, ma non hanno il cane da guardia dietro che gli sta dietro col cibo o con tante altre cose, ma quando sei in nazionale devi portare dei risultati anche a livello giovanile, quindi sei tra le migliori e quindi di conseguenza ci sono delle regole che vanno rispettate. Ecco Francesco, vuoi dare tu invece un consiglio ai ragazzi che fanno sport, no? Questa sera abbiamo il calcio, ma prima c'era la canoa polo, il nuoto, la pallanuoto, pallavolo, basket, insomma chi fa sport in genere. Io mi sento di dare soltanto questo consiglio: se a qualunque ragazzo, se ha un sogno, se il suo sogno è quello di diventare un campione, il mio consiglio è quello di non arrendersi, di impegnarsi sempre, di fare in modo che il proprio sogno non venga strappato, non venga impedito da nessuno. Poi magari uno non riuscirà a realizzare completamente i suoi obiettivi, però io sono convinto che se uno ci mette il 100, il 110%
e prova a migliorarsi, prova a raggiungere l'obiettivo che si è prefissato, anche se non riuscirà a raggiungerlo, non potrà che essere soddisfatto. Se invece uno dice, vabbè, è troppo difficile, mollo, e allora in quel momento una persona non è contenta. Secondo me una cosa importante che bisogna insegnare e che oggi si tende un po' a dare per scontato è che comunque soltanto il duro lavoro porta risultati. Siamo abituati in una società in cui si diventa famosi perché si partecipa a un reality o perché si fa delle comparsate in TV, mentre invece, secondo me, il successo è ben altro. Bravo. Antonio. Giusto. Dimmi. Sentendo Francesco, tu che... ci vorrebbe, spesso bisognerebbe farli sentire questi discorsi ai ragazzini del calcio, però giustamente tutti gli sport, se non c'è passione e non c'è sacrifici, non si arriva da nessuna parte. Bisogna lavorare sempre e non lamentarsi mai. Purtroppo siamo oggigiorni, è troppo facile trovare le soluzioni agli impegni che uno ci mette. Cosa devo dire? Sono perfettamente d'accordo con Francesco che solo con l'impegno e con la volontà si arriva dove ognuno di noi si è prefissato di raggiungere l'obiettivo che si è prefissato. Ecco, visto che hai la parola, ritorniamo un attimino sul rettangolo di gioco del calcio, no? Tra l'altro qua abbiamo una foto di Santa Margherita Ligure, così rimaniamo un po' nel nostro territorio più vicino. Sì. Si sente parlare di centri federali, no? Mi sembra che anche prima Fabio lo citava. Sì. Ma che ruolo hanno? Cosa sono questi centri federali? Allora, i centri federali ne abbiamo 50 in tutta Italia per il momento. Dovremmo arrivare in seguito a 70. Abbiamo 2 centri nella regione Liguria, che abbiamo già detto, Recco e Alassio, dove vengono raggruppate le varie... Quest'anno ci sono 2 categorie, l'Under 14, l'Under 13 maschile e l'Under 15 femminile. Si allenano il lunedì, sempre tenendo presente il protocollo di gioco individuale. Non si fanno partite, questo è assoluto. Dopodiché questi raccolgono, diciamo, questi centri hanno l'importanza di raccogliere tanto dei ragazzi bravi, ma più che altro servono per formare gli allenatori, dare competenza agli allenatori delle altre squadre, perché possono venire tutti i lunedì presso il nostro centro, finché in questo momento no, perché è vietato entrare al di fuori di quelli che sono con lo staff tecnico, perché per il Covid non si può, ma in seguito, quando si libererà questa situazione, tutti gli allenatori il lunedì possono venire a assistere agli allenamenti. Come dicevo prima, ci sono anche le aree di sviluppo territoriale che stiamo sviluppando presso le società che hanno la scuola calcio d'elite. Noi l'anno scorso avevamo 21 scuole calcio d'elite, quest'anno ne abbiamo 31 divise per tutte le varie province, 4 ad Imperia, 4 a Savona, 4 a Spezia e 4 a Chiavi, il resto sono di Genova. Questo è quello che noi stiamo facendo. Certo, non sarà facile perché con tutte le problematiche, però c'è una struttura importante, no, per tutto il calcio giovanile. Certo, noi stiamo lavorando perché abbiamo la possibilità di lavorare all'aperto, di tenere la distanza tra i vari giocatori e quindi si può fare. Però manca la cosa più bella del calcio, che come tu sai è la partita.
Purtroppo sì. bisogna perché la prima cosa che chiedono i ragazzi è la partita, ma purtroppo non la possiamo fare. Assolutamente, assolutamente. Allora, facciamo così, ridiamo la parola a Luca che ci fa il punto il quadro della pallanuoto. Allora, per la pallanuoto andiamo un po' a vedere la 2 femminile, perché Rapallo è tornato dalla partita con l'Acquatica Torino con un pareggio, quindi si sistema alla fine del girone d'andata a metà classifica con 4 punti. È finito il girone d'andata anche della Serie A2, riparte questo sabato e ci sarà la partita di ritorno del derby tra Camogli e Lavagna. Ecco, ricordiamo che il derby d'andata era finito a vantaggio del Camogli di un gol, che però era rimasto in bilico risultato fino all'ultimo, quindi vediamo se cosa succederà in questa partita. Il Camogli ha avuto un mezzo passo falso contro lo Sturla, si pensava che potesse vincere tranquillamente nel turno precedente, invece ha pareggiato e quindi insomma vediamo un po'. E Lavagna viene dalla sconfitta con la Crociera, quindi sono 2 squadre che devono trovare il modo di rilanciarsi pienamente in classifica. Ecco, quindi proveranno tutte e 2 a vincere, sarà un derby a vincente come quello dell'andata e vediamo, come dicevamo l'altra volta con Nicolò Pagliettini, ha detto stampa del Camogli, un derby, no? Tra collaboratori di Telepace come addetti stampa, dicevamo, quindi vinca il migliore, ecco, questo lo diciamo sempre, ecco. Però sarà senz'altro una partita vincente, presumo che si potrà seguire tramite lo streaming, quindi gli appassionati di pallanuoto insomma senz'altro si collegheranno in molti. Per quanto riguarda la B maschile, ecco, abbiamo scusa avuto... un po' che qua abbiamo un compleanno. No, dai, per favore, ma no, dai, per favore, dai. Dai, no. Auguri! Tanti auguri! Questa Robby sei birichino, Robby sei birichino. Nuria, guarda, sì, ma guarda un po' quanti sono, ma dai. cosa vuoi che sia? Ma dai, sei giovanissimo. Grazie. Auguri. Grazie. Allora, brava Nuria, guarda, abbiamo fatto una regia che ti dico. Lasciatemi finire di parlare di pallanuoto. Comunque, per i telespettatori, quando parlo di pallanuoto poi non capisco dobbiamo festeggiare la mia testa va lì. Grazie, il compleanno comunque. di Luca. Grazie, siete gentilissimi. Dicevamo quindi che il Chiavari ha ottenuto una bella vittoria in trasferta contro l'Erici, quindi riceverà sabato a Chiavari la prima in classifica e quindi senz'altro sarà una bella partita. Ecco, adesso il nome della prima in classifica è la Sub C. Aspetta, vediamo se riesco a recuperarlo. Scusate un attimo. Allora, non ce la faccio. Capisco che il compleanno solo un po', sì, ho fatto un po' di bisboccia, quindi allora, sì, ogni tanto ci vuole. Allora, vediamo un po'. Allora, la Sub C Modena, ecco, che è la prima in classifica, e il Chiavari, dopo la vittoria della settimana scorsa, se vincesse anche questa partita, andrebbe al primo posto in classifica e potrebbe veramente il suo campionato avere una svolta in positivo. Ecco, quindi direi che il quadro è questo qui, ecco, per le squadre della nostra zona. E anche Rapallo, nell'altro girone della Serie B maschile, il Rapallo nuoto ha battuto il Sestri, quindi ha guadagnato i primi 3 punti in classifica. Anche Rapallo insomma ha la possibilità di migliorare la propria classifica e di insomma portarsi verso le posizioni più alte del girone. Ecco. Bene Luca. Grazie. Allora Francesco, rimaniamo un pochino in acqua, dai. Allora questo periodo ti alleni sempre tutti i giorni? Questo periodo fortunatamente riesco ad allenarmi, mi alleno tutti i giorni 2 ore e mezza
E diciamo che sono molto contenta, anche perché dopo essere stato fermo per 2 mesi e mezzo durante il lockdown duro, che era quello dell'anno scorso, era del mese di marzo e aprile, poter tornare in acqua è stato veramente un sollievo, anche perché io personalmente, ma immagino tutti gli agonisti, abbiamo veramente vissuto in maniera molto, molto difficile il precedente lockdown, soprattutto sapendo che ci sarebbero state le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che poi fortunatamente sono state spostate di un anno. Adesso, dopo tanto tempo, sto ritrovando un po' le sensazioni in acqua, mi sento di nuovo in forma come ero l'anno scorso prima del lockdown, e quindi sono molto fiducioso. Ecco, Francesco, dove ti alleni e da che ora? Tanto per... Io attualmente mi alleno alle piscine d'Albaro con la società nuotatori genovesi, e mi alleno dalle 7 di mattina fino alle 9, 9 e mezza. Quindi non è semplice, perché comunque tutte le mattine mi devo svegliare per le 6, 6 e 10 ed essere sveglio. Bisogna che ti lasciamo, ma abbiamo finito. Quando ti addormenti alla sera, Francesco? Cerco di non andare mai a dormire più tardi delle 10 e mezza, anche perché sennò mi sveglio la mattina che sono... Allora ci vai anche questa sera. Grazie mille. Bene. Allora ritornerei dagli amici del calcio. Intanto, parlando di calcio, insomma, noi abbiamo la nostra Virtus Entella con il Tigullio che ci dà qualche preoccupazione. Intanto ricordo che ci sarà il Monza di Scena in via Gastaldi, però lunedì sera in posticipo. Voi chiaramente non so se seguite le prime squadre, voi dirigenti dei settori giovanili, ma almeno le sorti dei risultati. Tra l'altro in Liguria, tra Genoa, Sampdoria e Spezia, veramente complimenti. Sì, ma io quest'anno sono un po' meravigliato, perché normalmente l'Entella ha sempre fatta bene, sempre, non so come mai quest'anno non sta rendendo probabilmente al massimo delle proprie possibilità. Succede, no? Succede. Succede, sì, anche nelle migliori famiglie. C'è gente che fa le squadre per essere promosse e poi retrocede, però speriamo che si riprenda. Tra l'altro, parlando del campo dell'Entella, magari è Fabio che può intervenire. C'è stata la finalissima, no, della Supercoppa Italia femminile. Sì. Assolutamente sì. Un grande evento che avevamo anche pensato di gestire diversamente. Voi, come tutti sapete, Ludovica Mantovani, comunque ligure, genovese, presidente della divisione calcio femminile, e avevamo già, diciamo, tra virgolette, buttato giù qualche idea per, enfatizzare ancora di più questo tipo di evento. Il campo di Chiavari è stato scelto per la finale della Supercoppa, per questo Final Four vinto poi dalla Juventus, e devo dire che poteva essere una grande festa. Poteva essere una grande festa per la città, poteva essere una grande festa per la regione, e purtroppo allo stadio delle 2 giornate, a parte io e un osservatore del Club Italia e l'organizzatore, non c'era nessun altro. Giusto il giorno della finale c'era Milena Bertolini che ha premiato il capitano della Juventus Saragama, e naturalmente tutta la Juventus, io il coordinatore in rappresentanza della Federcalcio e pochi altri intimi, effettivamente il presidente Gozzi, naturalmente di Lentella. Però è stato un peccato, perché è uno stadio ben posizionato, molto accogliente, con un ottimo terreno di gioco, e questo è stato uno dei motivi per cui la Federcalcio, Club Italia, è stato scelto, però poteva essere veramente una bella festa. Quindi forse ne avevamo tutti bisogno, anche per dare un segnale. Non è stato così. In passato spesso la Liguria è stata teatro di calcio femminile, la Supercoppa è già la seconda volta che viene giocata in Liguria negli ultimi 4 anni. 4 anni fa era stata giocata a Spezia. La nazionale sicuramente è stata molto più presente, anche quello lì. Speriamo in un prossimo futuro di riuscire a fare qualcosa, perché effettivamente, ripeto, poteva essere un'occasione di festa
per tutti gli appassionati di calcio, anche no, cioè, ci mancherebbe. Tra l'altro, insomma, se visto a quel livello si vede con piacere giocare a calcio queste ragazze, no? Perché sono molto brave e fanno delle belle azioni. Beh, è stato un bel primo tempo effettivamente, poi naturalmente la supremazia tattica della Juventus e tecnico-tattica. Con orgoglio posso dire questo, in panchina c'erano 2 giocatrici che sono passati da quello che è la trafila poi del lavoro che facciamo tutti i giorni. Bene Fabio, allora 17 anni già in Serie A. Sì, complimenti. Tanta roba. Tanta roba. Fabio, su questo tema, sulla Supercoppa e ma per parlare del calcio femminile, dovevamo organizzare una trasmissione anche con Ludovica Mantovani, perciò ti lascio a te, ci sentiremo, magari lo organizziamo, ok? Volentieri. Magari nell'occasione di qualche, non so, manifestazione, quando di qualche evento. Di qualche evento. Però sai, speriamo che dopo il 6 si sblocchi qualche cosa, perché anche noi adesso stiamo facendo i corsi di UFAC online, è una cosa che non va bene. Cioè anche per i ragazzi, e adesso non sappiamo quando fare gli esami perché non si può muovere da un comune all'altro, quindi abbiamo dei problemi. E speriamo che dopo il 6 la situazione, aumentando i vaccini, la gente vaccinata si possa ritornare, non dico alla norma, ma almeno in zona gialla, così uno si può muovere da un comune all'altro, capisci? Certo. Bene, allora ci avviamo verso la fine, facciamo ancora chiaramente un giro. Inizierei da Francesco, c'è ancora queste che ho preso anche, vai, raccontaci un po' cosa ti viene in mente vedendo queste belle foto, anche bello sorridente Francesco. Diciamo che la prima cosa che mi viene in mente guardando queste foto è il fatto che purtroppo, ahimè ve lo dico, sono molto stonato. La foto in alto, quella in cui potete vedere che ho la mano sul petto, è il momento in cui c'era l'inno italiano quando mi hanno consegnato la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Rio, e quando inizio a cantare tutti mi dicono per favore stai zitto che sennò inizia a piovere perché sono stonatissimo. Però fortunatamente quando sono primo sul podio, in quel momento nessuno mi può dire di non cantare, quindi mi fa molto piacere. Fai bene. Non ti preoccupare anche se sei stonato, dai. Grazie mille. E invece l'altra foto accanto, quella dove sono barbuto come sono in questo momento, era una foto molto importante perché era la foto nel 2012, scusate se non mi ricordo male, dopo aver fatto una gara attraverso la quale ero riuscita a fare il tempo limite per qualificarmi per la mia prima Paralimpiade, quella di Londra. Poi questa sei in una sala famosa. E qui sono in una sala famosa e quando 3 anni fa, se non mi ricordo male, siamo stati ricevuti come nazionale dal Presidente della Repubblica Mattarella a seguito dei grandissimi risultati della competizione di quell'anno. È stato un anno importante ed è stato veramente bello essere premiati e ricevuti dal Presidente della Repubblica, a far vedere come lo Stato si avvicina ai nostri grandi risultati. Benissimo, bene Francesco, allora come ci lasciamo? Ci aggiorneremo fra un po' di tempo, ci risentiamo. Dai, speriamo di sentirci il prima possibile, ovviamente se avete bisogno di qualunque cosa io ci sono. Io se noi come CIP a livello nazionale o regionale facessimo qualche cosa mi farebbe piacere potervi contattare e spero che ci risentiremo presto. Allora Francesco, sai che la redazione di Telepace è sempre presente, perciò c'è l'email, non ti devi preoccupare, manda una riga, un WhatsApp in qualche modo, e perché non riusciamo magari a sapere tutto quanto, ma bisogna essere informati anche dalle cose piccole, hai capito Francesco? Tanto lo dico anche ai telespettatori nel dirlo a te. Grazie mille, buona serata.
Bene, aspetta che ci salutiamo ancora. Allora, Antonio, cosa dici a tutti i ragazzini, veramente forse tutti i dirigenti che ti possono ascoltare? Allora, visto che volevo solo dire che sto organizzando un corso per dirigenti delle scuole calcio che parte con 6 moduli da 3 ore, parte il 10 aprile e finisce il 28 aprile con lezioni il mercoledì sera e sabato mattina. È uno dei primi corsi che facciamo a livello di scuole calcio d'elite per il momento. Poi a seguito faremo altri corsi per tutto. Solo di avere un po' di pazienza, di non anticipare gli eventi, di aspettare, perché o prima o dopo si arriva ad una soluzione, secondo me. E l'importante è usare prudenza, no? Prudenza, certo, infatti non esagerare, purché si possano allenare tenendo presente il protocollo di sport individuale. Basta. Bene, tra l'altro lo diciamo sempre, gli sportivi tutti sono abituati a rispettare delle regole, no? Perciò credo che anche i ragazzi e i giovani sportivi sono avvantaggiati. Ormai sono diventati anche loro, si sono reso conto che non è facile ed è anche pericoloso. Diciamo, tu sai che i ragazzi non possono usare gli spogliatoi, quindi quando piove normalmente non si allenano, quindi fanno allenamento e vanno a casa. Di avere un po' di pazienza e di stare attenti il più possibile, perché poi se ne infetta uno stanno fuori tutti, quarantena, ci vanno tutti, capisci? Certo. Allora direi finiamo con Fabio invece con lo sfondo in rosa, finiamo con il suo settore come delegato regionale calcio femminile. Niente, ribadisco un po' quello che ha detto il coordinatore, cioè nel senso fare gli allenamenti in forma individuale, ma sottolineo anche quello che ha detto Francesco, cioè nel senso lo sport, se vuoi inseguire un tuo sogno ci sono dei sacrifici da fare e vanno fatti. Lui si allena alle 7, io quando giocavo mi allenavo tutti i giorni per arrivare a un certo livello. L'importante è un po', almeno nel settore giovanile, anche rimanere in una sorta un po' anche di divertimento. Poi quando si arriva alla maglia azzurra o alle nazionali ci sarà il momento poi per fare i giusti sacrifici. Quindi per quanto riguarda il calcio femminile di continuare, invito le società comunque con cui ho contatti, non dico quotidiani ma settimanali, di mantenere, di tenere duro, perché comunque se hanno bisogno noi siamo presenti, questo sicuramente. Bene, certo che facevo questa considerazione dentro di me, sentire che uno si va a allenare dalle 7 alle 9 non è facile sentirlo nel mondo degli altri sport, no? Beh, questo sì, però ripeto, io che sono nato calciatore da figlio e nipote di pallanuotisti, io ho provato a fare il pallanuotista una volta, ma mi hanno dato una maglietta e mi dovevo correre tipo 20 vasche con la maglietta bagnata, perché forse ai miei tempi si faceva così. Ho detto, mi sono levato la maglietta, ho preferito correre sui campi che facevo prima e ho trovato più semplice. No, ecco, mi dimenticavo Fabio, in effetti prima nei saluti, quando non eravamo in onda, c'è stato questo saluto. Luca, lui è lo zio tuo... È il nipote di Rosario Parmeggiani, grande campione di pallanuoto, grande allenatore, che però io ho conosciuto solo come avversario, ecco, come allenatore avversario. Lui qualche Olimpiade l'ha fatta, esatto. È stato, però non ho mai avuto... Ed era una pallanuoto diversa. Pallanuoto diversa, molto diversa, esatto. No, ci pensavo quando dicevi abbiamo messo le porte in mare. Ai tempi di mio zio ci si allenava in mare. Esatto, era una bella pallanuoto, anche quando poi ho cominciato io a giocare, che tuo zio appunto allenava, l'ho conosciuto appunto come allenatore di squadre avversarie. Era una
bella pallanuoto, ecco. Poi un po' di anni fa hanno cambiato certe regole, hanno anche il calcio ha concesso un gioco molto più fisico, non che prima non lo fosse, perché la pallanuoto è sempre stato uno sport di contatto anche molto pesante, però l'arbitro se vedeva puniva. Invece a un certo punto poi c'è stata proprio una concessione, ecco, del contatto fisico pesante, e questo ha comportato una pallanuoto differente, ecco, è cambiata, non molto più bella, ecco, devo dire la verità, che una pallanuoto fatta tanto di potenza, movimento, diciamo, quando cambia l'azione, però non nell'azione, ecco, meno movimento nell'azione, mentre invece una volta ci si basava proprio sul movimento nell'azione, cioè c'era la famosa entrata, no? A turno ogni giocatore dell'attacco entrava, passava davanti al centro boa, insomma ci si muoveva di più. Invece adesso ci si muove solo per andare da una parte all'altra, poi qualche cosina, però insomma diciamo che le ultime regole hanno cercato di riportare un po' più di movimento, eccetera, qualcosa sono riusciti a migliorare, non ancora del tutto. Secondo me ci vuole ancora un salto di qualità, soprattutto nelle fasi regolamentari e arbitrali, per avere di nuovo una pallanuoto piacevole, tutto. Poi il gioco fisico c'è sempre stato e ci sarà sempre nella pallanuoto. Assolutamente. Volevo aggiungere, Roberto, una cosa, tra l'altro, che mi permetto di lanciare un'altra chicca. La Liguria e Genova prevalentemente hanno avuto e hanno oggi la prima squadra di calcio femminile di ragazze con disabilità. Noi siamo andati sabato scorso a incontrarle, sono ragazze di età un po' più adulta, quindi una fascia di età tra i 16 e i 30 anni, e la Big Genova, che è una società attiva nel settore della disabilità in carrozzina, fanno basket in carrozzina, eccetera, eccetera, hanno creato questa prima squadra femminile con ragazze con delle disabilità cognitive, ed è stato molto, molto emozionante, perché comunque anche lì hanno dei numeri importanti, perché naturalmente facendo una funzione di servizio sociale, giustamente hanno avuto un buon riscontro, devo dire. E quindi con Antonio poi tra l'altro l'abbiamo anche supportati con del materiale, grazie anche al presidente Ivaldi. Quindi è stata una bella emozione sabato scorso. Bene, tra l'altro Francesco, può essere interessante anche per te. E di sicuro mi fa molto piacere sapere questa cosa, anche perché non la sapevo. Io conosco bene la realtà degli insuperabili e del calcio amputati, che sono due eccellenze che vengono seguite. Però questa notizia mi è nuova, grazie mille per avercelo detto. Allora, questa sera, Francesco, prendi nota, magari potremmo fare anche una puntata dedicata al CIP, no? Sarebbe veramente una cosa bellissima se sentiamoci, perché abbiamo scoperto la canoa polo, adesso Fabio ci dice del calcio, insomma magari facciamo ci sono più di una squadra per disabili che seguono a livello regionale. Bene, ma ne parleremo. Intanto Luca, ti volevo avvisare che in redazione è già arrivata una foto della tua festa, così siamo attivi. Prima di andare in stampa, grazie, riusciamo a vedere già veramente, le tue feste. Va bene. Allora, ci salutiamo, l'appuntamento è a giovedì prossimo. Intanto vediamo di salutare tutti gli ospiti, vediamo se... Allora, Francesco Bocciardo, campione paraolimpico. Ciao Francesco. Arrivederci, buona serata, grazie per avermi invitato. Poi gli amici del calcio, che sono Antonio Nappo, coordinatore regionale. Grazie, buonasera a tutti. Eccoci. E poi Fabio Gallo, delegato regionale calcio femminile. Buonasera e grazie di nuovo dell'invito. Ciao Fabio. E Luca, l'appuntamento allora giovedì prossimo. Giovedì prossimo con Sport Giulio. Benissimo.
Okay. Di nuovo auguri Luca. Grazie, Okay. grazie, mi ha fatto molto piacere parlare con voi, conoscere Francesco, che devo dire la verità non avevo mai avuto modo di conoscerlo di persona, niente, sono ammirato per i suoi successi e anche come persona, veramente un ragazzo molto intelligente. Grazie Luca. E grazie anche agli altri ospiti, ovviamente. Grazie a voi. Bene. Grazie. È tutto l'appuntamento a Sport Gulia giovedì prossimo, sempre intorno alle 21:10, 21:15. Arrivederci a tutti.